Oggi dobbiamo parlare un po' di nascita dell'universo, che già spaventa il nome, astrofisica e cose attinenti a quello che è, diciamo, una evoluzione durata 13 miliardi e 700 milioni di anni. Quindi noi non useremo tutti questi 13 miliardi di anni, ovviamente faremo una sintesi, spero produttiva. Allora, queste sono foto degli astrofili saldi, pubblicità per loro. Sono foto fatte con telescopi amatoriali, dalla Terra quindi, con tutti gli inconvenienti e i problemi che comporta fare foto dalla Terra. Ovviamente, se notate, c'è una galassia e un'altra galassia che non sta molto lontano per poterla, diciamo, visualizzare con una foto dalla Terra. Ci vogliono dei trucchi, ad occhio non si riesce a vederla, neanche col telescopio più importante, e quindi sono foto che richiedono un minuto e mezza di esposizione con il telescopio che insegue il movimento della Terra, perché altrimenti uscirebbe tutto mosso, sfocato, non allineato. Quindi ci vuole un motorino particolare. Andiamo avanti. Altra pubblicità per la Sardegna. Questo lo conoscete, non ha bisogno di grandi presentazioni. Sta a San Basilio, è il radiotelescopio che lavora ormai da 8 anni buoni, mi sembra nel 2015 che è stato inaugurato, con buone soddisfazioni. Viene usato da astrofisici praticamente di tutto il mondo, perché spesso e volentieri lavora in coordinamento con altri radiotelescopi. È un radiotelescopio, vedremo cosa significa radio. Nel nostro, diciamo, vivere quotidiano noi abbiamo a che fare con due forze. Nella natura però ce ne sono 4. Sono elencate qui. Avremo a che fare molto con l'interazione elettromagnetica. L'interazione gravitazionale, cioè la forza gravitazionale, la conosciamo tutti, è quella che ci tiene con i piedi per terra. L'interazione forte, la vedremo con un'immagine, è un qualcosa che unisce i quark, o i quark, insomma Piero Angela, li unisce assieme per formare i così chiamati protoni. I protoni sono gli elementi, le particelle, che chiamiamole come vogliamo, gli elementi più antichi e che ancora esistono. A parte gli elettroni, i protoni non hanno fine. Per adesso, anche provando con vari esperimenti, non si riesce a eliminarli. Noi quindi abbiamo i protoni che hanno 13 miliardi e rotti di anni, quindi siamo vecchiotti pure noi. L'interazione elettrodebole invece esiste a livello di elementi radioattivi, trasforma il neutrone in un protone, producendo anche energia. Infatti questo processo è usato nel cuore delle stelle per produrre l'energia che le stelle emanano poi nell'universo. Il nostro Sole è una stella che ha al suo interno molti protoni e neutroni che interagiscono con l'interazione elettrodebole. Poi vedremo che su questa materia, su questo argomento, un fisico italiano ha preso un premio Nobel che si chiama Rubbia, che molti ricorderemo. Allora, in successione c'è un numero 5 con un punto interrogativo. Uno dei problemi fondamentali dell'astrofisica di oggi è spiegare alcuni fenomeni, perché ci serve un altro elemento, un qualcosa che spieghi perché l'universo continua ad espandersi.
E quindi una delle ipotesi è che ci sia una forza. Io ricordo dai miei studi, parlo del secolo scorso ovviamente, che si parlava sempre di cercare questa quinta forza che manca, o una forza che unisse tutte le altre. In realtà, parleremo di questo velocemente, alcune forze sono già unite tra di loro. Per esempio, l'elettromagnetica è un'unica forza che unisce quella elettrica e quella magnetica. Cioè la natura le ha divise nei fenomeni, ma in realtà sono la stessa cosa. Quindi vediamo fenomeni diversi, uniamo questi fenomeni e troviamo che tutto nasce da questa forza. Rubbia non ha fatto altro che trovare un collegamento diretto, quasi una unione, tra la forza o interazione elettromagnetica e l'interazione debole o elettrodebole. Tant'è vero che c'è scritto elettrodebole proprio per ricordare questo fatto. Ok, adesso quindi uno degli argomenti futuri per passare il tempo agli astrofisici è quello di cercare la quinta forza, oppure trovare il modo di unirle tutte quante, perché probabilmente quando è nato l'universo erano unite, erano indistinguibili, probabilmente, non siamo sicuri. Ok, andiamo avanti. Adesso vi faccio vedere un filmatino che riguarda l'elettromagnetismo. Allora, ci fa vedere praticamente come lavora la forza elettromagnetica. Unisce quindi il magnetismo e l'elettricità in un unico sistema. Ecco qui una batteria con una calamita creano del movimento. Guardate qui infatti una batteria con una calamita collegata crea un movimento circolare. Questo è semplicemente ecco, qui crea un altro motorino piccolino. Guardate un po', è un giochettino che... Ok, noi usiamo queste cose nei motori, tra un po' li useremo anche nella macchina, nei motori elettrici delle macchine. Va bene, però volete vederlo tutto? A questo punto, ecco, adesso ci fa vedere che un fiammifero si può, è attratto da una calamita. Va bene. Perché no, perché c'è la testa del fiammifero contiene fosforo e zolfo, in combinazione diventano conduttori conduttori elettrici e quindi in automatico di magnetismo. La forza gravitazionale, va bene, la conosciamo, è l'unica forza che sentiamo veramente nel corpo umano, è la forza più debole come intensità, però è quella che oggi forse è più importante, a parte per l'uomo, perché l'elettricità diciamo è abbastanza importante, ma nell'universo è sicuramente la forza predominante che ha modificato tutto l'aspetto estetico della... Ecco, qui è indicato, è sottinteso il pensiero di Einstein, che diceva che le masse condizionano non solo la forza di gravità, ma condizionano anche l'ambiente dello spazio-tempo, lo rendono curvo. Sulla sinistra noi vediamo la struttura di un atomo. L'atomo è costituito da un nucleo dove ci sono protoni e neutroni. I protoni sono carichi positivamente
I neutroni sono neutri per definizione, non hanno carica. Un secolo fa, forse di più, sorgeva un grosso problema. Se nel nucleo ci sono cariche positive, cioè i protoni, come fanno a stare assieme questi? Se l'elettricità, i fenomeni elettrici avevano già detto che cariche positive attraggono quelle negative. Cariche positive allontanano altre cariche positive. Cariche negative allontanano altre cariche negative. Quindi come è stato spiegato che questa cosa qui rimane, diciamo, compatta, e rimane compatta per tantissimo tempo. Se non ci sono fenomeni esterni, rimangono per sempre. Gli atomi di elio che sono nati nell'universo ancora all'inizio dell'universo ancora esistono, per dire. Ecco, che li unisce è questa forza qui, queste tre molle che si chiama forza forte, okay? Quella che abbiamo chiamato interazione forte. Interazione o forza intendiamo sinonimi. Che cosa unisce questa forza forte? Un quark up e uno down. 3 quark. Unisce 3 quark e fa un protone che non muore mai, vivrà per altri miliardi di anni quanto sarà la vita dell'universo. Sotto invece c'è l'interazione di 2 quark down e 1 up per costruire un neutrone. La differenza tra neutrone e protone è il fatto che uno ha un up in più, l'altro ha un down in più. Un quark che si chiama up e down. Poi vedremo uno schemino per capire cosa sono, in che contesto sono inseriti. Allora, quello che ci interessa molto poi è il fatto che attorno al nucleo ci sono questi orbitali, okay? Cioè delle traiettorie non circolari, vengono sempre rappresentate circolari ma non sono circolari, le traiettorie degli elettroni attorno al nucleo. Per fare un atomo ci vuole un nucleo, ma anche gli elettroni che gli ruotano attorno. L'atomo di per sé deve essere neutro. Le cariche dell'elettrone vanno equilibrate da quelle dei protoni che stanno nel nucleo. Bene, ci torneremo su questo schema. Se ci sono domande su questo chiedete subito. Perché non è tondo ed è ellittico? Ah, ecco, è quello che le dicevo, non è né tondo né ellittico, hanno forme completamente diverse. Purtroppo non ho una immagine. Ecco. Magari alla fine la cerchiamo da internet. Gli orbitali hanno forme molto strane, insomma. Ecco, Ci sono anche quelle sferiche. Poi parleremo del fatto che esiste un argomento che si chiama fisica quantistica, e questo ci complicherà un po' la situazione, ma la nomineremo. Allora, subito possiamo dire una cosa: in ogni orbitale non possono starci più di 2 elettroni. Uno gira in un senso, supponiamo orario, l'altro gira nel senso antiorario. Non ci possono stare 3 elettroni. Si chiama principio di esclusione di Pauli. Va bene? Adesso abbiamo fatto la pubblicità per le forze, credo di aver finito. Ah no, qui c'è uno specchietto riassuntivo. La forza elettrodebole è questa qui, indicata qua. Vedete, serve, praticamente funziona bene nelle bombe atomiche, per dire, nella fissione dell'uranio in sottoelementi. La forza debole se la fa da Paladurone, insomma, condiziona molto la suddivisione dei nuclei,
interviene lì. Quindi nella radioattività naturale, per esempio. Vi ho messo dei numeretti, li capite? Cerchiamo di dire due regolette. Allora, questi numeri, qui c'è scritto, guardate, 9,109 per 10 elevato meno 31 chilogrammi. Se vi dicessi quanti chilogrammi c'è nella nostra galassia, quel numero non diventa meno 31, vedete questo numero meno 31? Diventa più 45. Cosa significa? Spero che la diapositiva successiva ve lo chiarisca. Come direste? Allora, guardate questa situazione. Nell'universo ci sono 200 miliardi di galassie, una più, una meno, più. Nelle galassie ci sono 200 miliardi di stelle. In quella nostra, per esempio, c'è una bella discussione, come al solito si va molto d'accordo. Qualcuno dice che ce ne sono soltanto 100 miliardi, qualcun altro dice ma che ce ne sono 400 miliardi. Non si mettono d'accordo. C'è un piccolo problema che non vediamo noi vediamo le galassie degli altri posti, mettiamo il naso negli altri galassie, la nostra c'è un pezzo che è nascosta, non sappiamo quindi com'è. Allora, la domanda è questa: come leggiamo questi due numeri? 200 miliardi, cioè dovrei moltiplicare 200 miliardi per 200 miliardi. E come lo leggiamo? Vediamo lo schemino successivo, vediamo se riusciamo a capire. Eccolo qua. Quando noi scriviamo, guardate il primo numero, 10 elevato 12, stiamo scrivendo un numero che è 1 seguito da 12 zeri. Se voi considerate che nel nostro vivere abbiamo 1000 chilometri, 1 milione di chilometri non ce li abbiamo nella nostra vita quotidiana. Cosa possiamo avere di miliardi? Il debito dello Stato, va bene, ma nessuno sa quant'è però. Sappiamo che è molto, diciamo, abbiamo un sacco di debiti, va bene, ok. Allora, quindi bisogna mettersi d'accordo su come spiegare questi numeri. Poi c'è un altro fatto: la cultura inglese e americana vive tra di noi. Guardate cosa succede. Se io parlo di milione, di milioni, in inglese è million, ok. Parlo di miliardi, in inglese è billion, ok. Il bilione in italiano è praticamente 1 milione di milioni, invece il billion in inglese è semplicemente 1 miliardo, un numero molto più piccolo. Quindi se si parlasse italiano e inglese tutto assieme non si capirebbe niente, ovviamente. Allora cosa facciamo? Usiamo questo trucco: non parliamo degli zeri, quindi non parliamo di miliardi, milioni, miliardi di miliardi, ma diamo un numero al 10, un esponente, un apice, in cui c'è il numero di zeri. Ok? 1 miliardo, quanti zeri ha? 9. Quindi 1 miliardo lì c'è scritto 10 elevato a 9, vero? Non sto sbagliando, c'è scritto. No, quindi quando l'ho scritto ho azzeccato. Va bene? Benissimo. Poi nel parlare, siccome certe volte, per esempio anche su Word è un po' scocciante scrivere 10 elevato, allora si assegna un nome più facile. E questo nome lo conoscono in Giappone, in Cina, in America. È un nome internazionale, accettato da tutto il mondo, e si chiama chilo, mega, gigatera, ma arriva con una lista che non vi ho scritto, lunghissima, fino a 10 elevato a 32. Ok? Quindi è una lista bella lunga, ma la conoscono chi? In genere chi è in quel settore conosce i numeretti che gli stanno attorno, non li conosce tutti perché insomma normalmente non si leggono.
È una bella poesia, poi chilo, mega, giga, tera, quindi si può ricordare. Dove usiamo i giga? Li usiamo normalmente, se compriamo un computer, una schedina, i tera, adesso compriamo gli hard disk con i tera, ok? Quindi è nel nostro parlato, va bene? Discorso opposto, forse più difficile, è quando parliamo di numeri, diciamo, vicini allo zero, negativi dalla parte, cioè, non negativi, scusate, vicini allo zero, lo zero è a sinistra comunque, insomma, poco più grandi dello zero, ma molto più piccoli di 1. Per esempio, noi abbiamo un metro e diciamo millimetri, per dire cosa? Un metro diviso 1000 parti. Come lo indichiamo questo numero quando è piccolo? Con un esponente negativo. Quindi vedete qui c'è scritto 10 elevato a meno 3 per milli, per un numero piccolo, invece 10 elevato a 3 per un numero grande, perché un chilogrammo, un chilometro è un numero grande. Ok, purtroppo questi numeri, cioè già 13 miliardi è un numero di per sé molto difficile da capire, ma sono numeri che voi immaginate nell'universo, questi sono piccoli, cioè sono tutti più grandi o più piccoli addirittura, quindi c'è di tutto, insomma. Va bene, andiamo avanti e iniziamo il nostro argomento. Allora, questo è lo schemino, è la figura molto carina, usatissima da tanti anni, su quella che è l'evoluzione del nostro universo. Nella parte finale, vedete, c'è un satellite che si chiama VMAP, ormai è fuori uso. Questo rappresenta oggi, l'universo di oggi. Dall'altra parte c'è l'inizio di questo universo. Tutta questa campana dura 13,7 miliardi di anni. Okay. Bene, noi ci occupiamo di che cosa? Oggi ci occuperemo di questa parte iniziale e qui andremo un po' veloci. Che cosa guarderemo di queste cose? Quelli che sembrano essere i lati oscuri. Quando si parla di queste cose non si sa mai, cioè, vi faccio un esempio. Ma come fanno a dire che in quella stella c'è idrogeno, c'è ferro? O che in quel pianeta laggiù che hanno visto c'è acqua? Ma voglio dire, cioè, sembra una cosa stranissima. Già non sappiamo cosa fa il nostro vicino di casa e questi ci dicono che cosa c'è a miliardi di chilometri. Quindi noi andremo a studiare a vedere quali sono gli strumenti dello studio di questi argomenti, come funzionano, insomma. L'obiettivo nostro quindi è arrivare dall'inizio alla fine. Qui in una di queste macchie bianche c'è la nostra galassia, che andiamo a vedere adesso, così siamo sicuri che... Allora, questa è la nostra galassia, chiaramente è la fotografia di un'altra galassia, la nostra non la possiamo vedere dall'alto, si intuisce. Allora, che cosa c'è in questa galassia? In questa figura c'è la Terra da qualche parte qui, ecco il Sole. Che cosa c'è nella nostra galassia? Un nucleo, perché si immagina che questo sia un pochettino più circolare. Dicono che la nostra galassia sia un po' particolare rispetto alle altre, ma non perché sia privilegiata, ha un'evoluzione un po' diversa. Allora, è costituita quindi da un nucleo, un bel buco nero, 40 milioni di volte il Sole, cioè quindi immaginatevi una stella grande 40 milioni di volte. E noi siamo nel braccio di Orione. Questa costellazione è visibile da Cagliari verso sud, quindi.
D'estate invece, che al posto di Orione c'è il Sagittario. La costellazione del Sagittario praticamente è questo braccio qui, da qualche parte c'è scritto, eccolo qui, Sagittario, braccio, armo, Sagittario, ok? Il Sagittario lo vediamo bene d'estate, c'è una bella stella rossa, Antares, vicino, Antares la verità è dello Scorpione, perché va vicino, assomiglia a una tazza, grosso modo ci si vede, gli antichi vedevano una tazza. Era la figura di un arciere, in qualche modo ricordava un arciere. Invece dall'altra parte c'è Perseo, praticamente Perseo, eccolo qua Perseo, il braccio di Perseo. Perseo sta sempre a nord, guarda a noi, guarda a Cagliari. Allora, quando noi guardiamo verso il centro, quindi guardiamo verso il Sagittario. Se vogliamo sapere dove sta il centro della nostra galassia, dobbiamo prendere la costellazione del Sagittario e guardare in mezzo. Arriviamo al buco nero che è gestito, cioè che sta qua. Va bene? Praticamente noi non vediamo questa zona perché la luminosità di questa zona qui è talmente grande che addirittura certe volte la Via Lattea termina proprio lì, d'estate a volte vediamo come se fosse illuminata, come se avesse una propria luce. E quindi in quella zona lì ci sono tantissime stelle che stanno nascendo. Ecco perché è facile dire ce ne sono 100 miliardi o 400 miliardi. Quante stanno nascendo lì? Neanche riusciamo a contarle dalla luce che c'è, non vediamo. Quindi sicuramente comunque il nostro Sole non è solo. Ce ne sono tanti di soli. Bene, andiamo avanti. Le teorie che descrivono quello che andremo a dire sono la meccanica quantistica e la teoria della relatività generale. La teoria della relatività generale funziona in questa zona molto bene, quindi lo spazio-tempo è già evoluto, la materia è già costituita in stelle, galassie ed eventualmente polveri, protopianeti, insomma tutto quello è già costruito. La meccanica quantistica invece la fa da padrona in questa zona qui, quindi all'inizio dell'universo. Parleremo quindi in termini di meccanica quantistica. Quindi, mentre abbiamo già visto delle foto che riguardano la gravitazione, vediamo che cosa ci dice invece la meccanica quantistica. Ha alcuni principi che bisogna conoscere, bisogna sentirne parlare e la prossima volta che ne sentiamo parlare non ci giriamo dall'altra parte, diciamo, ma questo l'ho già sentito, questo no. Allora, qui ho scritto alcune cose, non sono tutte ovviamente. Considera le misure quantizzate e discrete. Cosa vuol dire? Che se io vado da qui a qui, non è che ci vado 1 centimetro, 1 millimetro, vado a pezzettini. Lo spazio e anche il tempo è quantizzato, è costruito da pezzettini di spazio, non da uno spazio continuo. Cioè, se io vado da qui al muro, non ho interruzioni, ma se vado a livello di meccanica quantistica, quindi con spazi piccolissimi, misure piccolissime, mi accorgo che il tempo e lo spazio è discreto. Dove vediamo il primo effetto del fatto che è discreto? Negli atomi. Vi ricordate l'atomo che abbiamo visto poco fa? C'erano le orbite? Bene, quelle orbite non solo possono avere 2 elettroni, ma non possono essere qualunque. Sono a distanze ben precise, perché la meccanica quantistica dice che non possono occupare qualsiasi distanza dal nucleo.
ma devono occupare degli spazi discreti, una misura che deve essere piccola quanto vuoi, ma non può essere continua. Dicevo quindi 0,1 non ha 0,11, avrà 0,2, 0,3, non 0,331, cioè sono numeri ben precisi. Questo ha un sacco di conseguenze nella fisica, veramente anche strabiliato, lo dice, ma guarda un po' chi ha inventato sta cosa. Principio di indeterminazione di Heisenberg, e qui sono caduti tutti, anche Einstein. Cosa dice? Dice che se io ho un corpo che si muove, se conosco dove sta, non so di quale velocità si muove. Se ne conosco la velocità, non so in che posizione è. Cioè, il principio di indeterminazione significa questo. Facciamo un esempio. L'autovelox della polizia dice, ah, tu stavi andando a 100 all'ora. Se ne frega, tanto non sai dove sono. Perché se tu conosci la velocità, non sai dove sono. A quei livelli lì, l'indeterminazione sta nel fatto che se conosco uno dei due parametri, posizione o velocità, ne conosco solo uno, l'altro no. O viceversa, polizia, ah, eri lì, stavi andando a 100 all'ora, non è possibile. Se mi hai visto lì, non sai a che velocità stavo andando. Quindi non puoi mettermi la multa. Chissà perché l'universo è nato da questa cosa qui. La spiegazione che si dà è questa. Principio di Heisenberg. Perché è espresso in due modi. Forse l'ho scritta in una diapositiva, ma ve la dico a parole per non... Lo stesso principio che vale per la posizione e la velocità vale, scusatemi, ma vale anche per il tempo e l'energia. L'indeterminazione è anche tempo e energia, cioè se io conosco il tempo in cui una particella sta in un posto, non posso misurarne la sua energia. Se io conosco l'energia di una particella, non so quando è capitata quella situazione. È un principio di indeterminazione che si esprime in due modi. Abbiamo detto posizione, velocità, oppure tempo, energia. Ok? Adesso abbiamo introdotto il termine energia. Chissà, lo sappiamo che cos'è l'energia? Io prima ho fatto pubblicità alle forze. Ok? L'energia è l'espressione di una forza. L'energia senza le forze non esisterebbe. Noi conosciamo una fonte di energia che è la luce, le onde elettromagnetiche, che sono il mezzo di trasmissione della forza elettromagnetica. Cioè tutti i cambiamenti che noi vediamo sulla Terra, eventualmente nell'universo, per quanto possiamo andare a scrutare con i telescopi, avvengono perché una forza ha modificato l'energia di qualcosa. Quindi noi parliamo spesso e volentieri di energia, in realtà dovremmo dire ma quanto interviene una forza in quel processo? Perché sono le forze che determinano i cambiamenti usando l'energia. Per esempio, io faccio cadere questa penna, ok? Io dico che è cambiata l'energia di questo qui perché quando cade lì si rompe, d'accordo, ma in realtà ho semplicemente usato la forza di gravità che porta questa penna da qui a qui. Bene, detto questo ne approfitto, prima di continuare, per dirvi una cosa particolare, che sarà il sottotitolo di tutto quello che diremo. Se noi andiamo a considerare la forza di gravità, per esempio, e tutta l'energia del nostro universo, la forza di gravità ha una energia che noi chiamiamo potenziale, no? Cioè nel senso che se io lascio andare questa penna,
l'energia si vede perché quando questo si muove, la forza agisce perché può usare questa energia. Se noi sommiamo tutta l'energia delle masse, che ci sono varie tipologie di masse che ci sono nell'universo, e tutta l'energia potenziale, sapete quant'è tutta questa energia? Zero. Cioè nel nostro universo, sommando tutta l'energia positiva e negativa, chiamiamola così perché si può esprimere matematicamente, si esprime con numeri negativi l'energia potenziale, no? E se noi la sommiamo abbiamo zero, cioè il nostro universo è nato da energia zero. Equazioni di Schrödinger e di Dirac sono delle equazioni matematiche estremamente complicate, difficili, hanno una particolarità: tutto quello che esprimono è probabilità. Quando dicono l'elettrone sta in quella zona, no, probabilmente sta lì, ma non è detto che ci sia. Ok? Quindi stiamo aggiungendo cose difficili ad altre. Questo è un altro concetto. Sapete cosa diceva Einstein di questa frase così, no? Che noi diciamo le soluzioni sono la probabilità che un evento capiti. Diceva che Dio non gioca con i dadi. Era la famosa frase, l'avete sicuramente sentita. Dio non gioca con i dadi, quindi la meccanica quantistica è una sciocchezza. Invece una delle teorie fisiche più importanti che c'è, verificata da tantissime prove. Quindi per adesso senza la meccanica quantistica molti fenomeni non si spiegano. Le particelle sono descritte da funzioni d'onda con la teoria dei campi. Va bene, questo è da specialisti, lasciamolo stare. La teoria della relatività generale è quella che descrive invece lo spazio-tempo, abbiamo detto, dove sono le galassie, gli ammassi, eccetera. Quindi la parte della materia che noi vediamo dai telescopi, eccetera. Quindi se torniamo in quello specchietto di qui, stiamo parlando, la relatività governa questa parte, la spiega bene. La meccanica quantistica spiega questo qui, questa zona qua, la nascita dell'universo. Prima cosa, allora, l'universo è nato dal vuoto, non dal nulla, perché il vuoto è governato, è una condizione governata dalla meccanica quantistica. Noi abbiamo già detto alcune cose delle stranezze della meccanica quantistica, no? Abbiamo detto che certe cose non le possiamo misurare, che è tutta una probabilità. Bene, il vuoto ha al suo interno delle condizioni di fenomeni, diciamo, probabilistici. Per spiegarvi questo ho cercato di immaginare un qualcosa che adesso vi faccio vedere attraverso dei piccoli filmatini. Vediamo un po' che cosa significa. Qui ci sono delle scritte, ma tanto avremo occasione di parlarne. Ecco, prima di vedere i filmatini, cosa significa vuoto? Pensiamo allo zero. Da una parte abbiamo il numero 1, dall'altra il meno 1. Se io unisco 1 e meno 1 ottengo 0, il vuoto. Quindi posso immaginare che il vuoto è la somma di due numeri 1 e meno 1. Ok? Oppure io do questa penna a lei dopo un po' me la restituisce, mi serve. Cosa sto facendo? Non ho fatto niente, perché ho dato una cosa e poi l'ho ricevuta uguale. Non ho fatto niente, ho fatto un'azione zero. Ok? In natura ci sono delle particelle, quei quark famosi per esempio, gli elettroni che abbiamo visto in quella figura dell'atomo, che hanno un loro compagno perfettamente speculare, che si chiama antiparticella. Per esempio l'elettrone è l'antiparticella positron.
I quark hanno gli antiquark. Quindi da qualche parte dell'universo esistono gli antiprotoni, perché sono particelle opposte. Quindi il numero 1 e il numero meno 1. Se 1 è il nostro protone, lo chiamiamo positivo perché ci piace essere, siamo un po' partigiani, dall'altra parte c'è il meno 1. Al momento iniziale, questo più 1 e meno 1 era completamente casuale, la probabilità non esisteva perché erano fenomeni in cui non c'era una regola. Le particelle nascevano, ne nasceva una opposta subito dopo, anzi assieme. Quando poi quelle particelle si rincontravano, sparivano nel vuoto. Ok? A volte restava però un pezzettino di energia che la meccanica quantistica prevede e che molti fisici odiano perché dice ma come? Ok, andiamo a vedere. Ecco, questo filmatino spiega bene che cosa succede allo spazio-tempo. Lo spazio-tempo è considerato una particella particolare, nasce e muore, spazio-tempo nasce e muore in successione, cioè non si può dire all'infinito perché il tempo lì, in quel momento lì non esisteva, non c'era il tempo, per cui non si può dire infinito, però in questo spazio vuoto il tempo nasceva e si annichilava, come una particella. Adesso vi faccio vedere due filmatini in successione che invece ci danno un'idea di come si comportano le particelle. Particelle intendo le 100 particelle che fino ad oggi conosciamo. Oggi come oggi ne abbiamo, adesso non le ho contate, ma saranno 20, gli altre 100 sono sparite, esistevano solo in questo periodo. Spero di riuscire a dirvi come facciamo a dirlo, che in questo periodo iniziale dell'universo. Allora, dicevo, guardate questo filmatino, molto curioso, caos. C'è il caos. Se io mi fermassi questa immagine, non riuscirei mai a immaginare che queste palline erano in ordine. Non riuscirei mai. Cioè, guardate, diventano ordinate, poi si rimischiano. Ok? Vi faccio... Come si ottiene questo? Questo si chiama multipendolo ed è... No, te lo dico, è difficile da ottenere perché bisogna rispettare delle regole molto particolari. Vado avanti o volete vederlo ancora? Vi faccio vedere il secondo filmato molto simile in cui sono più evidenziate il concetto di particelle e di antiparticella, perché uno ha avuto l'idea di metterci uno specchio. Questo esperimento non è fatto per spiegare la nascita dell'universo, forse sono l'unico al mondo che lo usa, che l'ha usato, lo uso per la prima volta oggi, quindi non è che... Però, guardate un po' cosa è successo, si sono rimesse in ordine. Allora, andiamo a vedere l'altro, altrimenti si fa troppo tardi. Si chiama multipendolo, vedete, qui è evidente il pendolo. Ecco, vedete qui, nello specchio si vedono il riflesso del... Ecco, immaginatevi come particella e antiparticella in un caos totale, in cui ogni tanto si crea un ordine, una figura. Poi è bellino questo perché ha una luce gialla su più intensa di quella di giù, perché come dicevamo prima tra particella e antiparticella a volte rimane una sorta di energia quando si annichilano tra di loro. Il concetto quindi è questo: particella e antiparticella si annichilano tra di loro, lasciano un po' di energia
e nel caos totale capitano situazioni che vengono chiamate cambiamenti di fase. Cambiamenti di fase sono per esempio quando io ho l'acqua liquida, la faccio ghiacciare, ho un'acqua completamente diversa dalla precedente. Ok, ho semplicemente raffreddato, è ovvio che io raffreddo col frigorifero, ma in natura, nell'universo, si raffredda per altri scopi, senza frigoriferi, insomma. Per cui, ok, il vuoto non è nulla, non è il nulla, scusate, è un concetto diverso dal nulla. E queste due formule sono quelle che abbiamo chiamato il principio di indeterminazione. Ve la risparmio, però. Solo oggi però. Ok. Allora, a questo punto cosa succede? C'è questo caos totale. Si formano dei momenti di simmetria, di ordine. Si formano insomma dei momenti diversi dal caos. Bene, le particelle a un certo punto sono divise in materia ed antimateria. È successo questo, che a un certo punto l'antimateria è sparita. Quindi è rimasta solo la materia. Ok? Quindi il problema che molti si mettono oggi è: dove sta l'antimateria? E se si sveglia oggi? Se si sveglia oggi fa annichilire tutto l'universo. Potrebbe farlo da un momento all'altro, noi non lo sappiamo. Le teorie comunque dicono di no, per cui siamo tranquilli. Ok, l'antimateria quindi non sappiamo dove sta. Praticamente è come se fosse, immaginiamoci due piani. A un certo punto le particelle con la materia sono rimaste in un piano, le altre sono rimaste nell'altro piano, in un ordine diverso. Anche nella figura dove c'era lo specchio si vedevano, erano su piani diversi, eppure nascevano dal caos, da casualità totali, insomma, senza spiegazione. E allora, se questi due piani si sono separati, la domanda è: perché l'antimateria è sparita? Perché la materia è rimasta e ha avuto quell'evoluzione che abbiamo visto nella figura dell'universo? Perché è successo che la materia si è, diciamo, evoluta, e l'energia ovviamente che accompagnava quella materia? Allora, vediamo se andiamo avanti. No, allora ve lo dico a parole. Che cosa è successo? Che in questa situazione, diciamo che era di gamma, è intervenuta una particella che si chiama inflatone, che ha scombussolato praticamente tutto questo equilibrio. Si è intromessa in questo equilibrio, in questa apparente calma momentanea che poteva essersi creata, e ha cominciato a espandersi. Cioè si è creato un fenomeno chiamato inflazione, in cui l'universo ha completamente staccato materia da antimateria attraverso questa bolla, è chiamata addirittura dai fisici la schiuma iniziale, proprio come se fosse una bolla che creava altre bolle, che cresceva e allontanava tutte, diciamo, le particelle tra di loro, le allontanava e le faceva praticamente incanalare in un unico sistema, che poi è stata appunto chiamata inflazione. Questa inflazione ha comportato che l'universo in pochissimo tempo, se andiamo a guardare i numeri, sono 10 elevato da meno 41 a meno 31, quindi stiamo parlando di milionesimi di secondo, cioè cose che non riusciamo a capire. In tempi brevissimi l'universo è diventato miliardi di volte grande quanto un chilometri, miliardi di chilometri, ma in frazioni di milionesimi di secondo. Si chiama inflazione, e questa inflazione è stata inventata tanti anni fa per spiegare l'evoluzione
iniziale dell'universo, e oggi invece è confermata da tanti studi che spero di riuscire a farvi vedere. Cioè i satelliti spesso e volentieri sono andati a cercare le motivazioni per spiegare questo fatto. Bene, allora che cosa è successo praticamente? Nessuna esplosione. Noi abbiamo imparato che il Big Bang era un'esplosione, non ci sono tracce di esplosione. Che cosa è successo? Ve lo faccio vedere con un palloncino. Allora, guardate un po', vedete questi, supponete che queste siano particelle, questi buchi neri. Ok, se io gonfio, vedo questi buchi, queste macchie non erano in movimento, erano ferme, vero? Eppure si sono allontanate tra di loro. Non c'è successa nessuna esplosione, eppure si sono allontanate. Bene, nell'universo è successo proprio questo fatto. L'inflazione ha fatto gonfiare questa sorta di palloncino in tempi di milionesimi di secondo che non riusciamo neanche a immaginare, poche persone riescono anche a scriverle. Praticamente che cosa ha allontanato le particelle? Lo spazio che si creava. Il nostro palloncino è lo spazio e il tempo. Lo spazio e il tempo si allargava, diventava sempre più grande, le particelle si allontanavano tra di loro. In realtà erano talmente tante che riempivano questo spazio fino a 3-4 secondi dopo che è avvenuto l'inflazione. Erano tantissime, per cui l'allontanamento noi lo vediamo soprattutto oggi perché le galassie si allontanano con questo meccanismo. Non è che hanno una velocità, la nostra galassia si allontana dalle galassie della Vergine, della costellazione della Vergine. No, è lo spazio che si allarga tra di noi e noi le vediamo sempre più lontane. Quindi è lo spazio che cresce. Visto che siamo a Natale, facciamo l'esempio del panettone. Noi abbiamo la pasta del panettone, non so se qualcuno di voi lo fa. Quando lo fa ci chiama, andiamo volentieri. Allora, mettiamo l'uvetta dentro. Ok? L'uvetta è ferma dentro la pasta del panettone. Ma quando noi lo facciamo cuocere, cosa fa? Sembra che l'uvetta si allontani l'una dall'altra. No, sta crescendo il panettone. Non sta esplodendo il panettone. Ok? Questo è il concetto. Ha tante conseguenze questo fatto, ne ha tante. Allora, vediamo, ecco, questo, noi parliamo di particelle, ad oggi ci sono tutte queste particelle. Non le leggiamo perché non facciamo a tempo. Solo questi due mi piacciono molto, up e down, però ce ne sono anche altri. Ok, andiamo avanti. Ecco che cosa può essere stato l'inflazione. Una cosa che era organizzata, nel caos era organizzata, questa goccia, questa schiuma andata ad impattare ha fatto crescere l'onda enormemente. Ecco, siamo tornati alla nostra situazione. Quindi adesso vi dico brevemente che cosa succede. Guardiamo questa zona qui. Siamo a, vedete, le chiama fluttuazioni quantiche, inflazione. Ok, poi c'è questa macchia verde, questa qui nasce dopo 380.000 anni. Nel frattempo le particelle si sono unite e divise senza pietà, insomma, facevano e producevano un caos enorme. All'interno c'era una temperatura altissima, a più o meno diciamo 380.000 anni la temperatura è scesa. Voi sapete che quando un corpo si allarga la temperatura scende, l'acqua che bolle, se noi togliamo il coperchio e comincia a evaporare, l'acqua non bolle più per un attimo, si raffredda, ok? Lo stesso succedeva qui. Man mano che il palloncino del nostro universo cresceva,
all'interno la temperatura scendeva. Qui siamo intorno ai 3000 gradi e si è formata questa, che qui è rappresentata da un piano verde, questa energia che contiene le informazioni del passato del nostro universo, le contiene ed è ancora misurabile. Ci sono andati, ce ne sono ancora tanti satelliti che stanno misurando questa energia, la fotografano. Per esempio la prima volta che hanno mandato nel 2002 COBE, un satellite per fotografare proprio questa energia qui, che è la prima energia che proviene dall'universo in nascita. COBE l'ha fatto in 1 anno e mezzo, ha fotografato tutto il cielo, tutta la sfera avanti giù su della Terra, immaginatevi tutta la sfera celeste, l'ha fotografata. Gli scienziati che studiavano cosa conteneva questa informazione hanno impiegato 7 anni per concludere gli studi. Cioè, ho scritto, eccola qui. Allora, stiamo parlando di foto di questo tipo qui. COBE è il primo, qualche anno fa c'era Planck che ha terminato la fotografia. Guardate le risoluzioni per capire come è evoluto il sistema di fotografia dei satelliti. Ecco, qui c'è il confronto, vecchio, medio, nuovo, ultima fotografia. Che cosa contiene questa foto qui? Se uno la guarda dice, è difficile che uno capisca che da qui ci sono tantissime spiegazioni di quello che è successo prima e di quello che succederà dopo. Qui è contenuta praticamente tutta l'informazione del nostro universo che si è sviluppato, che è stata mantenuta. È una radiazione di fondo, si chiama così, ha una temperatura che è di 2,7 gradi Kelvin, siamo a meno 270 gradi sotto zero, c'è un po' di freschetto, però sulla Terra siamo riusciti a superare questa temperatura, che è la temperatura più fredda dell'universo, insomma, permea tutto l'universo, questa situazione qui, e ci dice 2 cose a cui ci tengo. La prima ci dice che il nostro universo è piatto. Uno dice, cosa c'entra? Vi dico che cosa significa piatto, e nasce dal fatto che, vedete che tutto sommato è omogeneo. Questa foto ha dei colori diversi, ma tra questo scuro qui e questo blu qui c'è una differenza di temperatura, perché questo rappresenta la temperatura del nostro universo. La differenza di temperatura è di 5 milionesimi, cioè, come dire, prendo un grado, lo divido in 1000 milioni, in 1 milione di parti, ne prendo 5, ok, di queste parti qui, è la differenza tra la temperatura che c'è qui e la temperatura che c'è nel marron, diciamo, e nel blu. Quindi vuol dire che la temperatura nell'universo è praticamente omogenea dappertutto. Questo ha un significato molto importante per il futuro dell'universo. Vuol dire che il nostro sistema è piatto. Che cosa significa piatto? Vuol dire che vale la legge di Euclide, insomma, degli antichi geometri della storia. Vuol dire questo, che se io prendo un triangolo nel nostro ambiente, gli angoli interni hanno una misura ben precisa. Se io invece li appiattisco lungo una sfera, quegli angoli hanno un valore più piccolo di 180 gradi, come sono nel nostro vivere quotidiano. L'universo piatto significa che l'espansione dell'universo continuerà indefinitivamente, le galassie si allontaneranno come si stanno allontanando tuttora, per sempre, non si intravede una fine. Okay? Poi
Le prossime misure, volevo dirvi questo, le prossime misure di questo, cioè le prossime foto che faranno quello, considerate che per fare questo qui ci vogliono, mi sembra 3 mesi, il satellite punta ecco, guardate, ecco, vedete questo puntino rosso, voi piazzatelo in tutto l'universo, cioè le foto sono fatte puntino per puntino in tutta la sfera, immaginatevi che lavoro fa. Allora, che cosa succede? Quando stanno per ripartire le misure, se in questa zona appariranno dei cerchi, le prossime misure, quindi stiamo attenti, vuol dire che il nostro universo non è solo, ma quanti cerchi ci saranno lì? Saranno tanti universi che ci stanno a fianco. Perché dei cerchi? Voi immaginatevi, adesso non lo faccio, io pensavo di riuscire a... Avviciniamo 2 palloncini assieme. La superficie di contatto è una circonferenza. 2 universi. Prima, originariamente, quando fluttuava tutto nel caos, erano vicini, sono nati assieme. Allora la loro unione è conservata in questa immagine qui. E quando la risoluzione sarà veramente alta, cioè gli strumenti saranno perfetti, potrà apparire questa impronta degli universi uniti. E questo ci darà una ulteriore risposta su quello che sarà il futuro del nostro universo. Satellite ultimo, ci sono 2 satelliti fondamentali oggi, Euclid e il web. Sono già nello spazio. Nello spazio, sì. Qui parliamo di loro, la pubblicità è questa. Eccola, una è questa, l'altra è questa, l'altra è questa, l'altra è questa. Senza parole, questa è una galassia, si chiama nascosta. Questa è un'altra foto. Qui ci sono in primo piano 1000 galassie, in fondo ce ne sono 100.000. Cioè, noi non le vediamo, l'occhio esperto e gli strumenti elettronici dei computer li vedono. Cioè, quando è arrivata questa foto, ne ha fatto una Webb e una anche Euclid simile. È impazzito il mondo degli astrofisici, perché da qui nasceranno non so quante risposte, è tutta una cosa che ancora non ha risposte. Ecco, questa è sempre pubblicità, questa è una foto simile a quell'altra. Ok? Bene. Ok, questa è fatta da Euclide. E questa è la famosa testa di cavallo che si vede, per chiudere il discorso della pubblicità, anche con i telescopi degli astrofili sardi. La prima diapositiva. Questa, se riesce a fotografarla, a vederla. Sta nel Sagittario. Quando io guarderò nel Sagittario d'estate, con un telescopio decente, posso vedere questo, lo posso fotografare, ovviamente, a occhio nudo subito non la vedo, gli devo dare un tempo di esposizione sufficiente a imprimere i fotogrammi del CCD, prima cioè quelle foto sono fatte con le pellicole, insomma, si stampava come si faceva un tempo, oggi si usano altri metodi. Va bene ragazzi. Grazie.